Crescono i contagi e aumentano anche i timori in Veneto per una recrudescenza del coronavirus. La situazione è delicata ma sotto controllo. Noi abbiamo visto che negli ultimi giorni stanno aumentando il numero dei positivi, siamo passati dai 35 ai 45 agli 80 ai 105, quindi sicuramente stiamo trovando più positivi. Bisogna anche dire la verità che noi stiamo facendo tanti tamponi, perché noi abbiamo previsto un piano di sanità pubblica unico credo tra tutte le regioni, che porta le USL a fare circa 30.000, minimo 30.000 tamponi al giorno. Ne stiamo facendo circa 20.000 e questo permette anche di avere molti casi. La macchina della sanità regionale può contare su un sistema di tracciamento molto incisivo. E questo ci permette però anche di fare contact tracing, di fare tracciamento e di sequenziare i casi positivi che troviamo. Sul versante delle vaccinazioni, la campagna, partita poco dopo Natale, corre ora su ritmi molto alti. La campagna vaccinale sta andando avanti, siamo contenti insomma, delle percentuali che abbiamo raggiunto, siamo sul 62%, però tra i prenotati arriveremo al 71% per quanto riguarda la prima dose e siamo sul 45% per quanto riguarda il ciclo completo. Nonostante i richiami e il potenziamento del sistema vaccinale, qualcuno rischia di rimanere scoperto. Stiamo cercando di allertare, di recuperare anche quegli ultimi che non si sono vaccinati, penso a quelli con più di 60 anni, erano circa 200.000. Abbiamo mandato anche le lettere nuovamente, tutte le USL, per cercare di convincere queste persone che sappiamo sono anche i soggetti più vulnerabili, più fragili, che se incontrano la malattia possono avere anche delle conseguenze negative e a volte drammatiche, per permettere loro la vaccinazione. Sono quindi via di apertura nuovi slot in modo da chiudere la partita prima della fine dell'estate. Apriremo nuovi anche slot perché oggi le prenotazioni sono quelle previste fino al 4 di agosto, però apriremo anche le prenotazioni per tutto il mese di agosto. Questo per far sì che a fine estate si sia raggiunta effettivamente la cosiddetta immunità di gregge.